Buongiorno e benvenuti. Oggi è martedì 31 marzo 2026. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.33. La luna si leva alle 16.59 e cala alle 5.37. Oggi si festeggia il World Backup Day. È la giornata perfetta per ricordarci quanto siano fragili i nostri ricordi digitali. Mi raccomando, proteggete i vostri dati. Isabella Ferrari festeggia oggi 62 anni, icona di bellezza e talento, ha attraversato la storia del cinema italiano. Dai sorrisi spensierati di Sapore di mare alla consacrazione internazionale con la Coppa Volpi a Venezia, la sua carriera brilla per l'eleganza e la profondità. Maurizio Lastrico compie oggi 47 anni. Il comico genovese che ha saputo reinventare la lingua di Dante in chiave moderna a Zelig. Ormai è un volto amatissimo delle fiction italiane, confermando le sue doti d'attore in serie di grandi successo come Don Matteo. Lele Mora celebra oggi 71 anni. Storico e controverso manager delle star, ha segnato un'epoca del mondo dello spettacolo italiano tra grandi successi mediatici e vicende giudiziarie che hanno riempito per anni le pagine della cronaca nazionale. Il 31 marzo 1997 la svizzera Martina Hingis entrava nella leggenda. A soli 16 anni e 6 mesi divenne la più giovane numero 1 nella storia del tennis mondiale, un record di precocità assoluta per una bambina prodigio, capace di incantare con un gioco fatto di intelligenza e precisione millimetrica. Conoscete l'Inemuri? In Giappone addormentarsi in pubblico non è segno di pigrizia ma un titolo d'onore. Se vedete qualcuno che schiaccia un pisolino durante una riunione o in metropolitana, sappiate che sta praticando l'Inemuri, la prova tangibile che quella persona ha lavorato così tanto da essere esausta. Un segno di dedizione estrema che in Occidente purtroppo farebbe alzare più di un sopracciglio. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna è in territorio di Mercurio e proprio con Mercurio è in opposizione. Cosa vogliono dire gli astri? Beh, c'è un problema di comunicazione ed emozioni, ma vediamo come lo gestiscono i segni zodiacali. Ariete, oggi la bella Venere vi lascia, trasmigra in Toro e abbandona i vostri gradi zodiacali. Venere ha fatto molto per voi e soprattutto tessuto le trame su cui potete costruire un rapporto meraviglioso, quindi fidatevi un po' di più dell'amore. Toro, la bella Venere arriva nei vostri gradi, è finalmente gioia, è finalmente passione, finalmente una Venere che arriva a darvi salute, benessere, equilibrio, ma soprattutto a rendervi sicuri che siete amati. Ricordate anche che Venere è il pianeta della piccola fortuna, quindi è naturale che per voi Toro anche i denari saranno piacevoli da gestire. Gemelli, per voi oggi è una giornata un po' complicata, Luna in Vergine e Mercurio in Pesci che si oppongono e che quadrano i vostri gradi zodiacali. Oggi potreste perdere un po' la bussola tra comunicazione e sentimenti, forse non è il caso di saltare subito alle conclusioni o di parlare di assenti. Cancro, la Luna oggi per voi, che è la vostra regina, non va proprio d'accordo con Mercurio e peraltro sembra gestire una situazione un po' complessa con un Giove che dà un assist a entrambi. Insomma, oggi c'è bisogno di sintesi, di chiarire le idee ed arrivare finalmente al dunque, sia al lavoro che in amore. Leone, per voi è una giornata oggi che vede litigare due astri importanti proprio davanti ai vostri occhi. Potreste accedere o assistere a qualche diverbio nel quale potreste essere coinvolti anche solo casualmente. Cercate di evitare ogni tipo di confronto, soprattutto tra colleghi. In amore, Venere comincia a essere provocatoria. Vergine, per voi che siete protagonisti di questa giornata assieme ai pesci, Mercurio, il vostro pianeta, sembra non andare d'accordo con i vostri sentimenti. C'è qualcosa che non va, magari vorreste qualche rassicurazione in più dal partner, magari aspettate trepidi che arrivi una notizia che vi rimetta di buon umore. Entrambe le cose accadranno, basta solo non essere troppo tesi in questo momento. Bilancia, per voi oggi
C'è qualcosa di non detto, qualcosa che aleggia in sottofondo, delle risposte che vorreste da qualcuno, ma che difficilmente arriveranno. Non fatevi idee strane, non galoppate con la fantasia, cercate invece di aspettare il tempo in cui avrete più tangibilità dei vostri pensieri. Scorpione, per voi oggi i due astri che litigano non sono un problema, anzi, sembrate acquisire dei punti di vista abbastanza importanti, sia da un punto di vista comunicativo, sia da un punto di vista sentimentale. Oggi è una giornata per i chiarimenti. Sagittario, per voi oggi è una giornata un po' urticante, proprio perché Marte, Mercurio e la Luna quadrano tutti, anche se da diverse posizioni, ai vostri gradi zodiacali. Potreste andare un po' in tilt e non sapere cosa c'è da fare, proprio perché avete molta carne al fuoco e dovete gestire un po' meglio le situazioni che si avvicendano. Capricorno, per voi che non siete mai confusi, tutto questo sembra essere quasi un vantaggio, proprio perché finalmente estorcerete quei sì che vi servono e finalmente otterrete le vostre condizioni in ambito lavorativo, mentre invece in amore Venere entra in uno stupendo trigono che vi innamora sempre di più. Acquario, mentre Mercurio e la Luna litigano e vi arriva qualche comunicazione forse poco felice, la bella Venere comincia a essere provocatoria, entra nei gradi del Toro e comincia a provocare una serie di perché. Il partner potrebbe capricciosamente mettervi alle strette. Pesci, per voi oggi che siete protagonisti assieme alla Vergine di questa opposizione Luna-Mercurio, siete decisamente molto più interessati a capire qual è il problema che non a dare delle risposte a tono. Oggi sarete un esempio di calma e di serenità in amore. Venere, torno amica e un bellissimo sestile concretizza la vostra storia d'amore. Il 31 marzo 1999 usciva nelle sale americane Matrix. Le sorelle Wachowski non stavano solo dirigendo un film di fantascienza, ma stavano riscrivendo le regole del cinema. Per ottenere l'iconico effetto del tempo che rallenta, il bullet time, vennero utilizzate per la prima volta batterie di 24 fotocamere sincronizzate attorno agli attori. Il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Geisha. Spesso circondata da falsi miti, la parola geisha significa letteralmente artista intrattenitore. Curiosamente, agli albori di questa tradizione nel XVI secolo, le geishe erano esclusivamente uomini chiamati hokan. Fu solo verso la metà del 1700 che le donne presero il sopravvento, trasformando questa figura nell'icona di grazia e arte che conosciamo oggi. Alexandra Kollontaj, una vera rivoluzionaria non solo in politica ma anche nel cuore. Fu la prima donna al mondo a ricoprire il ruolo di ambasciatrice. In un'epoca di uomini, Alexandra lottò per il divorzio, l'aborto e la parità salariale. Ebbe una vita sentimentale libera e tumultuosa, sfidando ogni convenzione e dimostrando che una donna può guidare una nazione senza mai rinunciare alla propria indipendenza. E ci salutiamo con la nostra affezionatissima frase del giorno. Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. Prendiamo ispirazione dalla grinta delle donne di oggi per iniziare questa giornata con il piede giusto. Grazie per essere stati anche oggi con noi, con l'Almanacco. Io vi auguro una buona giornata e vi aspetto qui anche domani.